buonasera a tutti, grazie per essere qui presenti. È stata una serata organizzata all'ultimo momento perché abbiamo avuto modo di conoscere il candidato governatore Giuseppe Bortolussi domenica mattina. Abbiamo chiesto la disponibilità, è stato gentilissimo perché ci ha dato questa possibilità di venire questa sera. È un appuntamento importantissimo, sarà il nostro candidato a governatore. Gli sfidanti sono lo sfidante in particolare è un trevigiano, quindi uno che qua a Treviso gioca in casa. Cercheremo di fare nel miglior modo possibile. Diciamo che questa sera, dopo sentirete, con me c'è anche Gianluca Maschera, coordinatore provinciale di Italia dei Valori. Io sono Andrea Zanoni, sono consigliere comunale di Paese e io farò una breve introduzione per legare poi quelli che sono i programmi un po' alla nostra realtà locale. Oggi io ho letto questa notizia sul giornale e ho letto che Treviso, ovvero Paese perché noi ormai siamo a periferia di Treviso, ha sforato per la 35esima volta il limite dell'inquinamento previsto dalle direttive comunitarie. 35esimo sforamento, e sarebbe il limite massimo che viene concesso per quanto riguarda la tutela dei cittadini dall'inquinamento atmosferico. E quindi respiriamo un'aria che è veramente avvelenata, ma non solo abbiamo sforato il massimo di sforamenti che la legge consente. L'altro giorno, per chi legge i giornali, balzava agli occhi un dato veramente allarmante. Il limite dello sforamento è 50 microgrammi metro cubo. L'altro giorno siamo arrivati a 202 microgrammi, vuol dire veleno. Pensate che la soglia di allarme per la comunità europea è 100 microgrammi, 202 microgrammi, veleno. Perché vi dico questo? Perché parlando di regione, parlando di governo regionale, questi signori che adesso vanno a chiedere il voto, che vediamo in questi cartelli giganteschi in giro per le strade, non hanno fatto una cosa importantissima per evitare che noi un po' alla volta ci avveleniamo, ovvero non hanno fatto il piano di risanamento dell'aria. Piano di risanamento dell'aria che ci porterà adesso come Stato membro della comunità europea a pagare dal 2011 in poi delle pesantissime sanzioni, noi da Lombardia e Trentino Alto Adige. Quindi una delle cose che non hanno fatto, perché loro sono quelli del fare, non ci dicono, ma in realtà probabilmente se andava un po' meno a pesca il nostro governatore e si impegnava di più nel suo lavoro, forse in questa situazione non saremmo ancora arrivati a una situazione del genere, forse saremmo in una situazione un po' migliore. Siamo una delle aree più inquinate d'Europa assieme ai Paesi Bassi e al Belgio. Un'altra cosa che ci interessa da noi, molto particolarmente, parlo di Paese, del Lago, Trevignano, Ponzano, sono le cave. Anche qui voi sapete siamo il comune col maggior numero di cave, io credo a livello nazionale, 29 cave. Quella volta qualcuno in modo abbastanza diabolico pensò di fare un aeroporto sull'acqua, no? Stasera hanno fatto l'aeroporto sull'acqua e avevano bisogno di bonificare la palude e da dove hanno cominciato a prelevare la ghiaia? Da qui. Bene, da allora pensate che c'è una legge sulle cave che è dell'82, anche qui oggigiorno entro 6 mesi doveva essere fatto un regolamento, anche questo regolamento che si chiama PRAC non è stato fatto. E cosa succede nel frattempo? Che la regione ha un potere assoluto sui comuni, impone ai comuni di fare una cava di qua, una cava di là, senza pianificazione, senza una legge che sia passata in consiglio comunale. Questo è un bel esempio di federalismo. Vogliono tanto il federalismo, ma in realtà in questo caso le province, pensate, ente amministrativo periferico, i comuni non hanno nessuna voce in capitolo. Pensate che senza questo piano succede che le cave dove vengono fatte, non dove decide la regione, dove decide l'ente amministrativo, ma vengono fatte dove il cavatore è il terreno. È il cavatore che decide dove fare le cave, ma pensate, è proprio un vuoto totale. Anche qui questi signori potevano lavorare un po' di più, potevano fare il benedetto piano. Altra cosa, un esempio che ci mostra come le cose non funzionino, ma soprattutto come che spiega
che quello che ci stanno raccontando i governatori di questa regione negli ultimi anni siano bugie, siano frottole. È anni che parlano di federalismo, sono stati al governo 15 anni e siamo ancora in situazioni come quelle che vi dico adesso. Da noi hanno deciso di fare al paese la più grande discarica di amianto, ve lo ricordate? Più grande d'Europa. Come gruppo locale, anche ambientalista, abbiamo chiesto all'amministrazione locale che c'era prima dell'attuale, vedo che c'è l'ex sindaco Mardegan qui presente, di impugnare questo atto della provincia di Treviso. Ricordo che è stato Zaia, nell'amministrazione Zaia a volere questa discarica più grande d'Europa. Noi abbiamo detto è illegittima, non si può fare, non ci sono le caratteristiche, viola le direttive comunitarie perché non ci sono le coibentazioni, le protezioni che ci devono essere, è fatta in mezzo alle case. Ci hanno detto è regolare e grazie anche a questa amministrazione precedente sono stati fatti dei ricorsi e poi al Consiglio di Stato hanno dichiarato che questa discarica che ci aveva regalato Zaia era illegale. E dal 2006 siamo stati tranquilli. Purtroppo i cittadini non sono molto riconoscenti evidentemente nei confronti di chi lavora bene e alle elezioni di giugno i cittadini di paese hanno deciso di eleggere un nuovo sindaco, che è il sindaco attualmente in carica della Lega, che ha cambiato subito politica, perché pensate, questa discarica che era stata chiusa, anche se era arrivato dell'amianto, è ritornata in funzione perché Mosole, il cavatore, la lobby dei cavatori, apro una parentesi, io la considero come la lobby più potente in Veneto ed è pari alla lobby dei petrolieri in Texas. In Texas i petrolieri hanno determinato le elezioni di presidente degli Stati Uniti d'America, quindi una lobby potentissima. Bene, l'amministrazione Mardegan perde le elezioni, vince Pietro Bon, Mosole, che se era stato buono per 4 anni, dopo una settimana fa domanda alla provincia per portare i rifiuti contaminati sopra i rifiuti d'amianto. La provincia cosa fa? Autorizza l'arrivo dei rifiuti da ogni dove a paese, quindi questo è un altro bel esempio di come interpretano il federalismo, di quanto sincera sia la loro frase "paroni a casa nostra". E poi un'altra cosa simpatica, no? Di come questo candidato governatore del centrodestra vede un po' i suoi cittadini. Zaia, in merito a un elettrodotto del quale molti di voi sanno la storia, l'elettrodotto Scorzevo, il Pago del Montello, si è opposto fermamente in veste di presidente della provincia a quell'elettrodotto quando lo volevano fare tra Salgareda e Cordignano, perché ha detto che andava a rovinare la terra del Prosecco. E allora vedete, ci sono due province, allora a Treviso c'è la destra piana e la sinistra piana, alla fine l'hanno fatto di qua e adesso c'è l'assessore all'ambiente leghista che dice va bene farlo da sta parte qua, aereo naturalmente, perché almeno lo facessero interrato come fanno in tutto il resto d'Europa, no? Però dice che costa di più e i costi della salute dove li mettiamo? Non mettono mai in bilancio determinati costi che poi incidono. Pensate che drammi quando la gente si ammala di tumori, di leucemia nelle famiglie, che cosa vuol dire? Anche economicamente parlando è un dramma. Per poi parlare degli sprechi che sono stati fatti. Voi pensate, la provincia di Treviso ha fatto Sant'Artemio, la nuova sede, e ha speso 80 milioni di euro. Ma vi immaginate che in questi soldi quante altre cose più importanti si potevano fare, mantenendo magari la sede vecchia, portando un progetto più sobrio, visti i tempi che corrono. Ma se poi andiamo a vedere alcuni dettagli ci accorgiamo veramente che questi che vogliono il federalismo veramente stanno amministrando in un modo veramente molto preoccupante. Pensate che hanno speso 12.800 euro per comprare un tavolo da mettere nel consiglio provinciale. Pensate, hanno messo un tavolo solo perché è firmato di cristallo, solo perché è firmato. L'altra cosa, per quanto riguarda gli sprechi, la provincia di Treviso l'altro giorno ha speso 23.000 euro, pensate, un ramo, per fare un sondaggio della pesca. Praticamente hanno chiamato a casa 300 pescatori perché gli piace di più la pesca libera o la pesca in concessione. 23.000 euro per fare 300 telefonate, ma vi rendete conto?
altro che pesci, altro che pesca, i pesci siamo noi in questo caso qua.